Buonasera amici di Directa Sport, le immagini vi giungono da Sestu dove sta per andare in scena Quartu contro Elmas, partita valida per la quinta giornata di Serie B Girone E. Il Quartu di Mister Diana, dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro l'Aranova, ha iniziato decisamente a correre in campionato. 7 punti in 4 giornate valgono il secondo posto in classifica, in coabitazione con il Club Sport Roma e il Laurentino grazie a 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Reduce dalla carambolesca vittoria esterna nel derby contro il San Sebastiano a Ussana, il Quartu vanta il secondo miglior attacco del campionato con 16 gol fatti e la seconda miglior difesa con 10 gol subiti, numeri decisamente buoni per una neopromossa. Risponde invece l'Elmas di coach Mario Mura, al 10° posto con 3 punti in classifica conquistati tutti in terra pometina. L'Elmas, dopo aver vinto una grande partita contro il Mirafin, è incappato in 3 sconfitte consecutive e oggi proverà sicuramente a muovere la classifica per allontanarsi dalle zone calde e interrompere il filotto di sconfitte da cui arriva. Intanto sono pronte le squadre a schierarsi in campo. Gli arbitri di quest'oggi saranno Luigi Federico Barbogallo di Acireale, Ilaria Migliaccio di Seregno e Alessandro De Sogus di Carbonia. Quasi tutto pronto, il primo pallone lo giocherà l'Elmas in maglia gialla, Quartu invece in maglia blu che attaccherà da destra verso sinistra, viceversa l'Elmas attaccherà da sinistra verso destra. Quasi tutto pronto dunque. E arriva anche il fischio d'inizio con l'Elmas che muove il primo pallone subito in verticale a cercare il numero 11 Cristian Cianchi, la palla che si spegne sul fondo al largo della porta del numero 3 Francesco Cara. Perde questo pallone qui il Quartu con la conclusione tentata dal numero 10 Arrais. E intanto arriva anche la prima rimessa laterale per il Quartu con la chiusura di Capitan Francesco Scano. Arrivano anche le prime proteste di questa partita e viene anche cambiata la decisione dell'arbitro che assegna così la rimessa laterale per gli ospiti. Palla subito giocata all'indietro verso Serra. Scano cercato in proiezione offensiva, la buona chiusura di Simone Coni. Scano, c'è corto Cianchi, palla allargata dalle parti del numero 10 Arrais che torna da Marco Serra, prova a scavare questo pallone, l'anticipo di Coni, allora ci può provare Serginho, Coni subito, l'occasione a 32 secondi effettivi dall'inizio di questo primo tempo, ce l'ha il Quartu con Simone Coni, lo scambio dalle parti della porta di Di Salvo. E per poco non arriva, pronti via il gol dell'1-0 per il Quartu. Elmas che si è fatto trovare scoperto in quella zona di campo e adesso prova a manovrare questa prima proiezione offensiva con Serra. Arrais, lo scambio c'è, Cianchi, la pressione da parte di Sau, la palla termina in fallo laterale. Fidata a Simone Coni che gira dalle parti di Serginho che imposta il movimento di Coni che chiedeva un taglio. Serginho servito la fascia, non si intendono i due, dunque riconquista il possesso palla l'Elmas. Gira palla con Arrais. Serra prova la verticale dalle parti di Scano, Scano contro Coni, Scano va giù. Viene segnalato il calcio di punizione, fallo commesso da Coni. Arriva anche la prima punizione da posizione interessante per l'Elmas calcio a 5. Elmas che arriva dalla sconfitta interna contro il Club Roma per 3-4. Qui ha questa opportunità con Arrais sul punto di battuta. Vedremo se cercherà una conclusione sul primo palo, cercherà lo schema con Cianchi. Parte Scano con la botta, c'è una deviazione, la palla termina stretta tra le braccia di Cara
che gioca subito questo pallone corto con Coni. Sanna larga per Sau, si muove Serginho, tacco velo per Coni davanti alla porta, Coni salta al portiere e il Quartus si porta già in vantaggio con il secondo gol consecutivo di Simone Coni. 1 minuto e 24 secondi effettivi bastano al Quartu per segnare il gol dell'1-0. Quarto gol in campionato per il numero 8 del Quartu. Buonissimo momento di forma e dunque 1-0 qui al Paladante. Padroni di casa che si sono subito portati in vantaggio. Gira palla ora l'Elmas, prova a imbeccare Scano in verticale. La chiusura è proprio dell'autore del gol Coni, che concede questa rimessa laterale in zona tre quarti. Palla giocata corta, arriva anche il tentativo di conclusione di Murgia. Neo è entrato in campo. Arriva una nuova rimessa laterale nel fronte opposto, sempre per l'Elmas che gioca corto su Arraiz. Tocco per Di Salvo, che cerca direttamente la conclusione in porta. Facile per Cara che blocca e gioca subito per Anselmo Sanna. Coni, Sau, ancora Sanna, cerca spazio ora al Quartu. Serginho, largo c'è Sau servito invece Coni che può puntare. Tacco proprio per Sau. Sanna chiede l'1-2. Sau invece l'Elmas riesce a riconquistare il pallone e prova a ripartire in verticale con Scanu che cerca una conclusione deviata. Ci sarà ancora una volta rimessa laterale per l'Elmas, zona molto offensiva. Palla battuta dalle parti di Arraiz. Cianchi cerca soluzioni e trova Serra. Braccato da Simone Coni, torna da Cianchi. Poi arriva anche l'1-2 tra Capitano Scano e Cianchi. Si è concluso in un nulla di fatto. L'Elmas però ha già riconquistato il possesso palla. Qui l'anticipo di Sau ai danni di Cianchi mette in fallo laterale. Passati quasi i primi 3 minuti effettivi. Punteggio di 1-0, ha sbloccato Simone Coni. Murgia prova la giocata a servire sulla fascia Scano, lascia scorrere il numero 12 del Quartu. Sanna che poi gioca corto su Coni. Ancora Sanna. Corto c'è Serginho. Si muove Coni, Serginho fa un tocco in più, sterza e perde il pallone sulla pressione dell'Elmas. Allora Cianchi, fermato molto bene da Serginho che poi scarica all'indietro su Sanna. Fascia a sinistra Coni, si muove Serginho, Coni punta a Arraiz, ancora Coni, tocco in più, se la porta sul sinistro, va in mezzo, tiro cross, cercare Sau. La palla che termina in rimessa dal fondo. Anzi no, come segnalato dall'arbitro sarà rimessa laterale e allora il pallone tra i piedi del numero 6 Capitano Scano, che giocherà a corto proprio per Bobo Di Salvo. Arraiz cerca la verticale su Murgia, palla che arriva dalle parti di Cara che controlla e scarica subito su Anselmo Sanna. Serginho cerca l'1-2 con Sanna. Recupera invece molto bene qui Cianchi. Allora l'Elmas può provare una ripartenza. Arraiz di prima per Cianchi. Prova l'1-2. Arraiz ancora. Scarico arretrato su Murgia. Corto Cianchi. Non si intende con numero 5 Murgia che è servito la profondità. Cianchi veniva incontro. Allora sarà rimessa laterale per il Quartu. Costa, Neo è entrato. Sanna serve corto Serginho. Apre dalla parte sinistra per Cau. Cerca l'1-2. Cau, palla troppo lunga per lui. Si complimenta con il compagno Cau che richiede una nuova soluzione simile. Allora l'Elmas può manovrare. Cercata la verticale su Murgia, anch'essa troppo profonda. Allora possesso palla Quartu.
Sanna. Costa braccato da Scano, torna da Sanna che poi rende il pallone a Costa. L'ultimo tocco è proprio di Costa, allora sarà rimessa laterale per l'Elmas, subito battuta. Arraiz, Scano, si torna da Arraiz, poco spazio, allora Cianchi. Scano, ancora Cianchi. Arraiz cambia fronte qui l'Elmas, ma trova sempre poco spazio. Murgia, si propone proprio Cianchi, rende palla a Murgia e ancora Cianchi. Chiama la verticale Scano, lo vede Cianchi, lo serve ora. Scano se la porta sul destro, tanto poco spazio, viene anche raddoppiato, allora qui l'Elmas rischia tantissimo. In alleggerimento qui Arraiz, senza badare troppo allo stile, manda in fallo laterale, evitando così il contropiede del Quartu, che comunque avrà a disposizione questa rimessa laterale quando mancano 14 minuti e 34 secondi al termine di questo primo tempo. Serginho, Cau, 1-2, prova il pallone scavato dalle parti di Ascher, neo è entrato in campo. Cianchi tenta la verticale su Scano, lo cerca ora, ecco Scano, arriva alla conclusione murata da Ascher, sarà rimessa laterale per l'Elmas. Scano, l'indietro per Cianchi. Murgia, corto a cercare Serra, che qui resiste alla pressione dei giocatori del Quartu e poi ricomincia proprio da Cianchi. Rapido, due tocchi, 1-2, chiuso però da Serginho, molto bene, che però concede la rimessa laterale offensiva all'Elmas. Va Murgia, si affida di questa rimessa laterale, zona molto offensiva, chiede di arretrare qui l'arbitro. Allora palla giocata proprio su Francesco Scano, messo giù, non c'è fallo, può ripartire il Quartu in contropiede. Cau se la fa portare via, allora Murgia fa tutto da solo. Murgia, arriva l'ottima chiusura da parte di Ascher in calcio d'angolo, battuto subito a cercare Scano, che però non ha un controllo felice, deve ritornare da Di Salvo, che poi gioca su Serra, che poi apre dalle parti di Scano. Cercata la verticale qui con Murgia, alla fine il pallone ripassa tra i giocatori del Quartu. Serginho prova a puntare Scano, ancora Serginho, se ne va, poi cerca addirittura la diagonale dalle parti di Costa, che tenta una mezza rovesciata. Il pallone si spegne tra le braccia di Di Salvo. Qui alta la pressione di Ascher e alla fine è costretto a spazzar via Cianchi, facendo avanzare col baricentro il Quartu. Arrivano anche dei cambi, entra Corrias nell'Elmas, tornato in campo invece Simone Coni, l'autore del gol che per ora decide questa partita, quando sono passati esattamente 7 minuti effettivi dall'inizio di questo primo tempo. Costa, Cau, movimento di Coni, palla troppo corta di Cau. Quartu che concede questa rimessa laterale. Anche Siddi è entrato in campo per l'Elmas, girandola di cambi volanti ovviamente per entrambe le squadre, che devono affrontare alcune defezioni importanti. Il Quartu deve fare a meno di Andrea Murroni, che ha collaborato alla vittoria a Ussana per 4-2 con il gol del momentaneo 1-0. Nell'Elmas invece le assenze di Dulcis e Meloni, assenze importanti. Meloni 3 gol in campionato, Dulcis 2, e dunque elementi importanti che mancano ad entrambe le squadre. Qui ci prova Siddi, messo giù, non c'è fallo per l'arbitro, c'è solo rimessa laterale. Sembra avere avuto la peggio un giocatore del Quartu, che lamenta dolore a un braccio, forse a un gomito.
Si tratta del numero 2 Asker. Vedremo se sarà un problema importante. Intanto ritorna in campo Sanna e dunque vedremo. Monitoriamo le condizioni di Asker. Intanto si gioca. Sanna cerca in verticale Coni che non aggancia. Subito applicato il ghiaccio per Asker in panchina. Corrias, raddoppiato, cerca una soluzione arretrata e la trova su Cianchi. Siddi allarga ancora su Cianchi, pallone difficile, Cianchi se la cava e può partire. Cianchi addirittura con l'esterno, la parata di Cara. Occasione qui anche per l'Elmas che timidamente si fa vedere anche dalle parti di Cara, poco impegnato finora. Coni appoggia su Sanna. Cao chiede l'1-2 Sanna, viene visto e servito. Arriva la conclusione che però termina al lato del palo. Allora può imbastire una nuova azione l'Elmas. Ultimo tocco di Cao sul tentativo di imbucata di Serra. E allora Di Salvo può riproporre dalle parti di Corrias. Molto buona la chiusura qui di Costa che prova una conclusione deviata. Sarà corner per il quarto calcio a 5 che torna dalle parti di Salvo. Palla messa arretrata, la conclusione al volo di Cao, pericolosissima, stava per trovare un gran gol qui il numero 9 Andrea Cao. Sanna gioca corto su Costa, fascia destra Coni, potrebbe puntare, sceglie di tornare da Costa. Allora si cambia fascia con Cao che prova a puntare Serra. L'ultimo tocco è proprio del giocatore dell'Elmas. Sarà dunque rimessa laterale per i padroni di casa. Cao si fa vedere Sanna, prova a girarsi, c'è ancora il possesso palla per il quarto con Costa, trova una deviazione, trova anche il secondo calcio d'angolo in pochi secondi per il quarto. Affidato al numero 12 Anselmo Sanna, vedremo che soluzione cercherà. Cerca Costa a rimorchio, Costa braccato, c'è la conclusione, c'è anche la parata sicura di Di Salvo che mette subito in moto Cianchi che con un tunnel va via Costa. Cianchi trova il petto di Cara, sarà rimessa laterale per l'Elmas. Buona iniziativa qui da parte di Cristian Cianchi, classe 2002, un gol in campionato per lui, ex Città di Mestre. Proprio Cianchi che sembra aver restituito palla qui, incomprensione anche con l'arbitro Migliaccio. Intanto c'è un problema proprio per Francesco Cara, probabilmente per la conclusione di poco fa di Cianchi in pieno petto. Vedremo se è tutto a posto. Alla molto forte colpita dritta al petto di Francesco Cara che sembra però riuscire a continuare. E dunque molto sportivamente il quarto restituisce palla all'Elmas ovviamente. Allora si gioca, conclusione da parte di Renzo Serra, neoentrato, quella che non impensierisce più di tanto Cara. Ultimo tocco qui di Scanu, intanto viene chiamato un time out, noi ci prendiamo qualche attimo lì nella regia.
9 minuti e mezzo effettivi trascorsi in questo primo tempo tra Quartu Calciacinque ed Elmas. Punteggio di 1-0 per i padroni di casa, che l'hanno sbloccata 1 minuto e 34 dall'inizio di questo primo tempo, con Simone Coni, il suo quarto gol in campionato per ex Sestu Città Mediterranea. Si riprende dunque proprio con Simone Coni, che gioca questo pallone su Sanna. Palla a cercare, ne ho entrato Manunza. Tanto messo giù Coni, arriva il calcio di punizione da buona posizione per i padroni di casa. Proprio Serginho e Manunza sul punto di battuta. Vedremo che scelta adotteranno i due. Si avvicina al punto di battuta anche Simone Coni. Tanto bisogna ottimizzare le condizioni della parquet. Manunza lascia a Serginho, che cerca ancora Manunza. Ha raddoppiato il Quartu con il suo numero 10, Andrea Manunza, secondo gol in campionato a 10 minuti e 21 secondi al termine di questo primo tempo, e 2-0 per i padroni di casa, che la indirizzano molto bene. Siddi, braccato qui dall'autore del gol Manunza, che concede così questa rimessa laterale che l'Elmas decide di giocare all'indietro. Qui la pressione di Serginho, se la cava bene numero 7 Marco Serra. Intanto cercata la verticale da Di Salvo, non trova compagni. E allora Sanna può giocare per Manunza, si fa vedere Serginho. Coni punta Siddi, che lo ferma in fallo laterale, rallentata ma non fermata la manovra del Quartu, che gioca subito questo pallone su Serginho. Sanna, ancora Serginho, corto Coni. Sanna, cercata la verticale di Serginho, arrivata una deviazione, sarà rimessa laterale già battuta per il Quartu Calciacinque. Manunza, si torna da Sanna. Coni, palla in verticale per Manunza, molto imprecisa, era una buona occasione questa per il Quartu. Qui ancora una volta palla imprecisa a cercare Renzo Serra. La chiusura in fallo laterale da parte della difesa del Quartu. Qui controllo infelice di Arrais, che deve buttare questo pallone in fallo laterale e alleggerisce così. Possono respirare le due squadre. Ritmo alto in questo primo tempo, il punteggio è ancora di 2-0. Ricordiamo i gol di Manunza e Coni. Eccolo proprio Simone Coni, cerca soluzioni, si rifugia da Serginho. Verticale a cercare Sanna, che sguscia via. Palla però troppo lunga per lui, e allora l'Elmas può manovrare. Serginho, zona tiro, sceglie di andare da Manunza. Sinistro con la punta, quasi sorprende Di Salvo. La palla è ancora lì, Manunza ha messo giù, non c'è fallo, allora può ripartire in contropiede l'Elmas con un aggancio al volo di Serra, che resta giù. Lamenta fastidio al flessore qui Renzo Serra, vedremo le sue condizioni. Tanto arriva un cambio anche in casa Quartu, uscito Simone Coni, è rientrato in campo Daniele Sau. Sau classe 2003 ex Monastir. Serginho muove palla su Sanna. Manunza, si torna da Serginho. Manunza
Pressato molto bene qui dal capitano Francesco Scano. Qui Manunza torna in scivolata sul pallone, messo giù, non viene ravvisato, fallo, allora potrebbe andare Serra che viene nuovamente messo a terra. Si gioca, Scano, l'ultimo tocco è di un giocatore del quarto, la rimessa laterale è per l'Elmas. Tanto battibecco con Sau, mette ordine l'arbitro Migliaccio. Ancora una volta ultimo tocco di un giocatore del quarto, si tratta di Sau. Allora sarà ancora una volta sempre da quelle parti rimessa laterale per l'Elmas. Quando mancano 8 minuti e un secondo effettivo al termine di questo primo tempo, il punteggio è ancora di 2-0 per i padroni di casa. Serra tenta la conclusione. Murata qui, però Manunza si allunga il pallone. Ancora una volta rimessa laterale per l'Elmas che guadagna qualche metro. Serra, ultimo tocco di Serginho, ancora una volta rimessa laterale, si gioca poco in questo frangente. Scano, raddoppiato, scarica su Serra. Arraiz, movimento di Renzo Serra che cerca il tunnel su Sau, ancora Renzo Serra, il riflesso di Cara che devia in calcio d'angolo. Buona occasione qui per l'Elmas con la conclusione mancina di Renzo Serra, classe 2003, per lui già un gol in campionato. E proprio Serra batte a cercare Arraiz, conclusione ancora Cara, la deve toccare per evitare l'incrocio dei pali e sarà nuovo giro dalla bandierina per l'Elmas calcio a 5 che ora prova a reagire al doppio svantaggio. Renzo Serra braccato, torna dalle parti di Di Salvo. Qui sbaglia il tocco su Marco Serra, allora la rimessa passa in possesso del quarto calcio a 5. Tanto ritorna in campo anche Cristian Cianchi e anche Alessandro Costa per il quarto. Manunza, eccolo Costa, pressato da il numero 7 Marco Serra. Allora rimessa laterale già battuta, conclusione mancina molto alta di Serginho. Non impensierisce Di Salvo che rimette subito in gioco Scano. Scano va via da solo ancora, serve Arraiz. Qui Cianchi può puntare Serginho, Cianchi, doppio tocco, finta, sterza, poi sbaglia il tocco, allora può ripartire in contropiede il quarto. Serginho serve in profondità Manunza che però non parte e allora Manunza lascia il posto in campo ad Andrea Cau. Tanto viene fischiata un'irregolarità dall'arbitro Migliaccio e allora sarà rimessa laterale per il quarto in zona tre quarti campo. Serginho, Costa, ancora Serginho, tocco per Cau, chiede l'1-2 Cau, ancora Serginho, vede Cau, lo serve ma c'è la buona copertura di Scano. Alla fine l'ultimo tocco è di un giocatore in maglia blu e allora l'Elmas può provare a ripartire proprio con Francesco Scano. L'apertura ambiziosa a cercare Cianchi, l'ultimo tocco però non è il suo e allora sarà rimessa laterale per l'Elmas che guadagna tanti metri. Qui ancora una volta colloquio l'arbitro Migliaccio con Alessandro Murgia. Murgia prova la conclusione, Murata può ripartire in contropiede del quarto. Costa sceglie di temporeggiare, serve Sau. Cau, cercato Costa in profondità, l'ultimo tocco è di Cianchi, sarà calcio d'angolo per il quarto quando mancano 6 minuti e 13 secondi effettivi al termine di questo primo tempo. Alla battuta di questo calcio d'angolo andrà Serginho, arretrato Costa, cercato invece Cau che tagliava in area di rigore.
1-2 invece qui chiamato con Scano che si fa vedere dalla zona di Sau e Costa, che lo chiudono in rimessa laterale. Scano torna all'indietro da Murgia, ancora Scano, Arraiz, Scano non trova compagni, deve tornare all'indietro dalle parti di Cianchi. Murgia qui commette un fallo che potrebbe costargli il cartellino giallo, che infatti viene estratto dall'arbitro Migliaccio. Il primo ammonito di questa partita è il numero 5 Alessandro Murgia. Il quarto avrà una buona occasione qui da calcio piazzato. Sul punto di battuta Serginio e Manunza. Zona primo palo c'è Costa. Al limite dell'area invece Andrea Cau. Vedremo chi andrà alla botta tra Manunza e Cau. Manunza lascia a Serginio che va dritto in porta. L'ultima deviazione è proprio di Scano, che mette così in fallo laterale. Rimane in proiezione offensiva al quarto. Serginio, Cau, destro, al lato del palo, e dunque pallone rimesso subito in gioco qui dall'Elmas. Sbaglia l'aggancio qui però Cianchi. Intanto rientra in campo Sau per il quarto, uscito il numero 10 Manunza. Intanto qui Cau ci prova, viene fermato al limite dell'area da Scanu. Murgia qui con un tunnel in bello stile va via. Scano, giocata, Scano messo giù. Arriva il calcio di punizione e arriva anche il primo cartellino giallo in casa, quarto, calcio a 5 ai danni di Costa. Dunque il primo ammonito per gli uomini di mister Massimo Diana. È rimasto giù il capitano Francesco Scano, lamenta un dolore probabilmente allo stinco. Caduto male il capitano dell'Elmas, si rialza, sembra poter proseguire l'incontro. C'è anche Arraiz su questo punto di battuta. Siamo ben distanti dalla porta di Cara, vedremo che soluzione sceglierà proprio Arraiz, che infatti cerca il numero 5 Murgia, che col mancino, impreciso però, prova questa conclusione che termina quasi in fallo laterale. Si riprenderà dalla rimessa dal fondo affidata al portiere numero 3, classe 2001, Francesco Cara, portiere goleador. Ha segnato anche un gol in campionato dalla propria porta nella partita contro il Laurentino. Qui l'ultimo tocco è di Costa, non aggancia Sau e allora l'Elmas può provare a ripartire. Lo fa con Scano. Cerca l'1-2 con Cianchi. Arraiz per Murgia e ancora Scano. Cianchi cerca e trova Arraiz. Deve girarsi Arraiz. La conclusione è smorzata, al quarto può ripartire. Sau, Cau, fermato molto bene qui da Arraiz. Allora il contropiede passa all'Elmas con Murgia. Finisce a terra Cau. Messo fuori il pallone da Murgia. Probabilmente una manata qui da parte del numero 5 Murgia ai danni del numero 9 del quarto Cau. Murgia che ha subito messo in out questo pallone.
restituisce questo pallone il quarto. Allora l'Elmas prova a imbastire una nuova azione offensiva, cercata la verticale verso Scano da parte di Arrais. Quella che termina in fallo laterale. 4 minuti e 13 secondi effettivi al termine di questo primo tempo. Esce fuori dai pali Cara, cerca Cau, poi Costa, la parata da parte di Di Salvo che evita il 3-0. Qui battuta male questa rimessa da Costa, la palla che comunque termina tra i piedi di Cau. Perde il pallone, allora Murgia può ripartire. Murgia ha messo giù, non c'è fallo secondo l'arbitro. 2 passi, proteste da parte dei giocatori dell'Elmas. L'arbitro ha indicato questa rimessa laterale in favore del quarto. E qui Asker con grande sportività restituisce il possesso all'Elmas, consapevole del fatto che l'ultimo tocco era di un suo compagno. Gesto molto sportivo da parte del numero 2, classe 71 del quarto calcio a 5. L'Elmas allora ci prova. Arrais, si muove Cianchi, servito in questo momento. Cianchi può puntare Costa. Cianchi prova una conclusione piazzata. Intanto deve intervenire l'arbitro a colloquio con il capitano Scano. Si può riprendere dunque con questa rimessa laterale affidata a Cianchi, che gioca dietro dalle parti di Arrais. Murgia punta e salta secco Asker. Murgia ancora se la sposta sul sinistro, c'è Cara che quasi la lascia lì. Molto bene qui la difesa del quarto, evitare problemi all'interno dell'area di rigore. Cau mette fuori, alza la pressione allora l'Elmas a 3 minuti e 4 secondi effettivi dal termine di questo primo tempo. Torna in campo anche Corrias. Arrais, Scano, fascia a sinistra, se la sposta sul destro, si propone Cianchi. Scano fa tutto da solo. Qui il raddoppio efficace. Sau allarga su Costa, la buona chiusura di Cianchi, ancora Sau. Costa se la sposta sul sinistro e calcia. Scano copre bene, l'ultimo tocco di Asker mette in fallo laterale. Ci sta provando ora l'Elmas a dimezzare lo svantaggio. Cianchi allarga su Corrias, conclusione, chiude le gambe l'esperto Asker. Mura in fallo laterale. Scano batte corto su Arrais che cerca il colpo d'esterno, può partire con un 3 contro 2 il quarto. Cau la botta, c'è Di Salvo in 2 tempi. Gioca dalle parti di Corrias. Scano, Cianchi, cambia fascia Corrias. Ancora Cianchi, prova a puntare Cau, sinistro in mezzo, Asker devia e alla fine alleggerisce Andrea Cau. Prova a controllare ora il doppio vantaggio qui il quarto, a poco meno di 2 minuti effettivi dal termine di questo primo tempo. Cianchi, raddoppiato, carica su Arrais. Bene qui in fase di non possesso il quarto. Cianchi prova la conclusione col destro, palla molto larga dal palo di Cara. Intanto triplo cambio nel quarto, tornano in campo Sanna, Serginho e anche Simone Coni, che prova a spostarsela sul sinistro, trova la deviazione di Scano. Fallo laterale dunque per i padroni di casa, palla giocata all'indietro dalle parti di Serginho. Sanna, Serginho allarga e anche il tocco
di Pisu per Coni, fermato bene da Scano, non c'è fallo ancora a Coni. L'ultimo tocco è di un giocatore dell'Elmas, allora sarà calcio d'angolo. Serginho prova al destro, orato da Scano, ancora rimessa laterale per il quarto. Sanna apre dalle parti di Pisu, Coni appoggia su Serginho, qui Coni sembrava aver subito fallo, concede il vantaggio qui l'arbitro. Allora si prosegue con Serginho che scambia con Sanna. Pisu, ancora Serginho, se la alza, prova a saltare Corrias, per una mezza conclusione qui Serginho, che tiene in qualche modo il possesso del pallone, allora Corrias può ripartire, qui Coni deciso, mette giù Corrias. Non viene estratto il cartellino giallo per Coni, forse ci poteva stare. Comunque calcio di punizione per l'Elmas, arrivano anche le proteste da parte del numero 10 Arrais. 32 secondi effettivi alla fine del primo tempo. Arrais prova ad allargare su Corrias, copre bene Sanna, allora sarà rimessa laterale per il quarto. Sanna corto su Coni, ancora Sanna, si fa vedere Serginho che torna però dal Selmo. Sanna scambia con Coni, Serginho si propone, Coni che voleva sicuramente portarsela sul destro, trova una deviazione, trova anche la rimessa laterale, appoggia su Serginho che cerca il primo palo, va la termina larga. Allora ultimi secondi a disposizione per l'Elmas per provare a dimezzare lo svantaggio. Corrias aggancia, messo giù in area di rigore e viene chiamata anche la simulazione e il cartellino giallo per Alberto Corrias. A 2 secondi dal termine del primo tempo arriva questo cartellino giallo. Tante proteste qui al Paladante di Sestu. Tanto viene ammonito anche un membro della panchina dell'Elmas. A colloquio anche c'è anche Scano con l'arbitro Migliaccio. Gioco che riprenderà con la rimessa dal fondo per Cara, quando sta per arrivare il fischio che decreterà il termine di questo primo tempo. Tanto arriva anche un cartellino rosso per mister Mario Mura. Accesissime le proteste dalle parti dell'assistente. E arriva anche il suono della sirena che dice che il primo tempo è terminato, 2-0 per il quarto contro l'Elmas. Noi ci prendiamo qualche minuto di pausa, rimanete con noi per seguire il secondo tempo. Linea alla regia. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano.
Con i suoi 2700 km di reti e 98 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato per la prima volta il metano sull'isola. Attualmente 104 comuni e 51.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti. Su medeagas.it trovi tutto il necessario per consentire il servizio di distribuzione del nuovo gas naturale nel tuo territorio. Medea, sicurezza, affidabilità e innovazione per la Sardegna. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City.
It's city and city. And I know that too. Bentornati amici di Directa Sport al Paladante di Sestu. Primo tempo terminato per 2-0 a favore dei padroni di casa del Quartu. Le reti di Simone Coni, 1 minuto e 24 secondi effettivi dall'inizio del primo tempo. Il raddoppio di Manunza. Da segnalare anche i cartellini gialli di Murgia, Costa e Corrias. Intanto Cara è uscito dai pali, ha provato una conclusione. La risposta è proprio dell'altro portiere Di Salvo, che ha provato questa soluzione dalla propria porta. Allora gira palla il Quartu. Sanna, Coni scava questo pallone alla ricerca dell'1-2 con Sanna, che si era mosso in profondità. Palla troppo profonda, allora Cianchi può manovrare. Arrais ha il compito di girarsi, serve Scano che poi appoggia su Murgia. Punta, va col sinistro Murgia.
Palla che termina non di poco al lato del palo di Francesco Cara, che dunque è l'incaricato alla battuta di questa rimessa dal fondo. Coni. Serginho scambia con Sanna. Sau. Si muove in profondità all'1-2 di Sau. Ancora Sau, Mancino! Si gira molto bene Daniele Sau, primo gol in campionato e il quarto fa tris. A 1 minuto e 2 secondi dall'inizio di questo secondo tempo. Sembra averla messa in discesa qui il quarto di Massimo Diana. Gran gol qui di Sau. E allora si fa complicata ora per l'Elmas, che deve rimontare 3 gol. Inizio molto importante come nel primo tempo. Il quarto ha trovato quasi immediatamente il gol nel primo tempo del vantaggio, in questo caso del 3-0. Gioca palla ancora il quarto alla ricerca di una diagonale per Simone Coni. Chiude bene Murgia che prova a ripartire. Murgia qui si allunga il pallone, allora Serginho può tentare il contropiede. Palla ancora per Sau davanti alla porta, apre troppo l'interno, mette fuori. Altra occasione per il quarto. Inizio di secondo tempo shock per l'Elmas, che deve assolutamente ritrovare lucidità se vuole provare quantomeno a riaprirla. Ci prova ora con Scano, che tenta questa conclusione in diagonale. Non era per niente facile, la palla è controllata da Cara, termina sul fondo. Serginho. Sanna. Si muove ancora Serginho. Sanna invece sceglie Coni. Sau. Viene trattenuto. In primo momento non viene segnalato il fallo, poi arriva la chiamata. Il fallo ai danni di Coni, anzi pardon, di Sau. Gioca palla allora al quarto con Serginho. Scambio con Coni. Qui rischia tanto Serginho. La palla a cercare Coni. A duello con il numero 5 Murgia, che mette in fallo laterale. Primo gol dunque in campionato anche per Daniele Sau, l'ex Monastir, siglato il primo centro con la maglia del quarto calcio a 5. Qui intanto l'ultimo tocco di un giocatore del quarto, allora sarà rimessa laterale già battuta dall'Elmas, che muove palla sulla linea difensiva. Qui trovati uomini in fase offensiva. L'ultimo tocco di Cianchi, allora Serginho si accontenta di questa rimessa laterale. Fa sì che il quarto salga col baricentro. Qui trovato anche Simone Coni di poco all'interno dell'area di rigore. Coni trova anche il muro però da parte di Francesco Scano, che mette in fallo laterale. Serginho. Sanna si gira, mette in mezzo, trova la base del palo tra le gambe di Di Salvo, che poi si ritrova questo pallone tra le braccia e prova a far ripartire Cianchi. La buona chiusura di Serginho. Coni qui rischia tantissimo, trova però l'1-2, a duello ancora Simone Coni con Murgia. Non c'è nessun fallo, è tutto regolare. L'ultimo tocco però è di un giocatore del quarto, possesso che finisce tra le gambe dei giocatori dell'Elmas. Cianchi punta, non salta però Serginho, che riconquista il pallone. Sanna sceglie di rallentare la manovra e rifugiarsi da Coni, che prova una conclusione di punta. Qui accenno di contropiede dell'Elmas. La chiusura in fallo laterale di Anselmo Sanna. Può salire di qualche metro col baricentro l'Elmas calcio a 5. Avrà a disposizione questa rimessa laterale. Arriva la conclusione al volo da parte di Arraiz. Ci mette le mani Cara. Sarà corner per la squadra di Mario Mura. Arraiz ci prova ancora e ancora Cara a deviare questo pallone, stavolta in fallo laterale.
Prova a rendersi pericoloso ora l'Elmas, che deve trovare in qualche modo il gol che riaprirebbe la partita. Cianchi deviato, non viene segnalata la deviazione, allora Cara può rimettere subito in verticale questo pallone che termina direttamente tra le braccia di Roberto Di Salvo. Qui Cau scivola e allora Cianchi può andare. Ritorna Cau, Cianchi allora costretto a tornare dalle parti di Arraiz. Scano, Cianchi stoppa, è destro, palla che termina di poco al lato del palo della porta di Cara. Palla giocata corta su Serginho, che sbaglia qui il tocco su Cau, che aveva tanto spazio, non sfruttata questa potenziale occasione per il quarto. Allora l'Elmas che manovra. Cianchi prova a puntare Manunza. Murgia, Scano, Arraiz, si muove in verticale Scano. Arraiz invece va da Murgia. Arraiz, Cianchi cerca compagni liberi, si fa vedere Murgia. Cianchi va da solo, cerca la conclusione, c'è stavolta al 100% la deviazione, sarà calcio d'angolo. 15 minuti e 34 secondi effettivi al termine di questo match. Ancora il punteggio sul 3-0 per i padroni di casa. Battuto il calcio d'angolo, Cianchi conclude col destro. Palla poco pericolosa, Cara lascia scorrere. Cara in verticale, cercare Serginho, la copertura di Murgia in fallo laterale. Sanna gioca corto su Cau, Manunza, ancora Cau. Serginho tenta la verticale su Manunza che si era proposto. Sanna trova Serginho sulla fascia, Serginho in diagonale. Palla termina al lato, lascia scorrere questo pallone Roberto Di Salvo. Arraiz, cercato Corrias, raddoppiato, torna da Arraiz. Qui sbaglia il tocco Cianchi, allora Serginho trova Andrea Cau, se la sposta sul destro, la palla rimane lì e Manunza sul tap-in non riesce a dare potenza a questa conclusione, trova il muro della difesa dell'Elmas che si rifugia così in fallo laterale. Costa torna da Serginho, chiama l'1-2 Costa, Serginho invece va da Manunza che prova a girarsi, viene murato. Molto bene qui Arraiz, trova proprio Murgia, anzi pardon Marco Serra, che ha chiesto una deviazione non ravvisata dall'arbitro Migliaccio. Qui intanto arriva l'anticipo di Corrias che gioca su Arraiz, inclusione timida da buona posizione. Risultato molto importante questo che sta maturando al Paladante. Per il quarto varrebbe il primo posto in coabitazione con la Spes. Intanto qui rischia tantissimo il quarto sulla pressione di Corrias, che è entrato molto bene in campo in questo frangente, creato scompiglio per la seconda volta in pochi secondi. Cianchi, cercato Arraiz, manca il controllo, non ci sono compagni alle sue spalle. Allora la rimessa dal fondo è per Francesco Cara. Costa gioca corto su Serginho, scambiano i due, si muove Cau, visto, cercato, ma Sidi intercetta e fa ripartire. Cianchi, cercata proprio l'imbucata per Sidi e intanto arriva il gol di Marco Serra che riapre tutto, è 3-1. Disattenzione difensiva costata molto cara qui al quarto calcio a 5. Ne ha approfittato il neo entrato Marco Serra, che trova anche il secondo gol in campionato.
E dunque è tutto aperto, la reazione dell'Elmas c'è stata. Qui Serginho prova subito a imbucare Manunza. Si alza il ritmo di questa partita. Serginho, tentato il piazzato da distanza notevole, c'è comunque una deviazione. Serginho gioca corto su Cau, scambia ancora, cercato Manunza, palla finisce tra i piedi di Alessandro Costa. Cau, cercato Manunza in area di rigore, trova la deviazione di Siddi, sarà calcio d'angolo per il quarto. Corner battuto, Manunza al volo, la gran parata di Roberto Di Salvo, ancora calcio d'angolo dalla parte opposta per i padroni di casa. Buona iniziativa qui. Tentato la botta al volo Manunza. Qui intanto palla battuta da Serginho, ha trovato solissimo Costa. Palla che è terminata in fallo laterale, dunque verrà battuta proprio da Cianchi, che cerca e trova Siddi, sbaglia il tocco, c'è Serginho, tocco in più, Serginho viene ostacolato, ritrova però il pallone. Apertura sulla fascia destra per Manunza, che apre dalla parte opposta per Costa, si torna da Serginho che va col destro e trova l'esterno della rete. Ci prova ora il quarto per ritornare sul vantaggio. Intanto recupera palla qui con Serginho, servito a Manunza che se ne va. Manunza col mancino, trova un esterno punta che permette quasi il contropiede dell'Elmas. Sbaglia, manca l'aggancio Cianchi, allora può rifiatare il quarto. Serginho cerca in verticale Manunza. Qui Cianchi anticipa Costa e può andare. Fermato molto bene qui da Scher. Scher porta palla, va col mancino, la deviazione di Sid in calcio d'angolo. Arrivano gli applausi anche dagli spalti. È una bella partita in questo secondo tempo. 12 minuti e 16 secondi effettivi al termine di quarto Elmas. Punteggio ricordiamo di 3-1. Costa batte, cerca Scher a rimorchio. Deviazione da parte di Corrias, che mette in fallo laterale. Rimane in proiezione offensiva il quarto. Esce anche dai pali Cara. Scher lo cerca, lo trova, controlla col destro. Sbaglia, rischia tantissimo. Corrias con la punta. Scher di testa salva tutto. Reclamano un calcio di punizione quelli dell'Elmas, non ravvisato dall'arbitro a pochi passi dal presunto fallo. Qui recupera palla l'Elmas, che però la perde subito con Marco Serra, e allora può rimettere ordine il quarto. Manunza, palla sul mancino, serve a Scher. Costa si muove Cau vicino a lui, intercetta tutto Serra, rischia qui sulla pressione di Manunza che viene atterrato, e arriva anche il cartellino giallo per il numero 7 Serra. Buona posizione ora per questo calcio piazzato. Sul pallone si posiziona Scher, vedremo se andrà Serginho. Infatti Scher si allontana dal pallone, probabilmente andrà proprio Serginho. Largo sulla sinistra Cau, largo sulla destra invece a Scher, sul punto di battuta Serginho. Vedremo quale soluzione sceglierà. Tanto spazio per entrambi i giocatori posizionati sulle fasce. Vedremo Serginho se tenterà la conclusione. Serginho cerca Cau, Cau trova il petto di Di Salvo.
E qui rischia l'Elmas che perde anche questo pallone e anche il possesso palla. Rimessa laterale, qui confusione in casa Elmas. Costa punta e salta secco Serra. Costa ancora, la palla rimane lì. Alla fine Costa cerca e trova la deviazione. Sarà calcio d'angolo per gli uomini di Massimo Diana. Costa batte, Cau al volo, la palla rimane lì e Alessandro Costa trova il gol del 4-1. Si porta di nuovo sul +3 il quarto. Sotto porta il tapin vincente da parte di Alessandro Costa, secondo gol in campionato per il classe 90 del quarto. E dunque 4-1 a 11 minuti e pochi secondi effettivi al termine del match. Allunga nuovamente il quarto di Diana. Battuta questa rimessa laterale, cercato lo scambio tra Asker e Costa. L'ultimo tocco è di un giocatore in maglia gialla e allora Costa scodella per Cau ancora al volo. Soluzione già dotata in occasione del gol del 4-1, riproposta e quasi non era pericolosa quanto l'occasione precedente, che poi si è tramutata in gol. Qui trova invece il corner, il quarto, anzi pardon, la rimessa laterale in zona offensiva. Qui Cau scodella per Asker che vorrebbe la conclusione al volo, viene fermato con l'intervento di Serra. Ravvisato fallo dall'arbitro Migliaccio di a pochi passi. Calcio di punizione per il quarto. Intanto viene sostituito Simone Coni, rientra in campo Manunza per il quarto. Sul punto di battuta Costa c'è corto Asker, a colloqui i due. Si allontana Costa, andrà Asker, scambio proprio con Costa e trova la doppietta, incredibile! In pochi secondi Alessandro Costa sigla il 5-1 sul velluto ora al quarto. La doppietta di Alessandro Costa trova anche il terzo gol in campionato. Gran partita per lui, gran partita per il quarto che si avvicina alla vetta della classifica di questo girone di Serie B. Qui deve sicuramente cercare nuove soluzioni l'Elmas se vuole provare a cucire il gap. Qui lo scambio, c'è Scano che per poco non la riapre. Buona occasione qui sullo scambio con Renzo Serra. Allora riparte il quarto con Cau. Asker. Ancora Cau. Pisu. Si fa vedere Coni. Cau. Si muove Pisu in verticale visto. La chiusura di Sid in fallo laterale. Palla riconquistata dall'Elmas. La buona copertura di Asker. Cercato Pisu. Ancora Asker. Al limite conclude, viene murato da Renzo Serra che poi recupera questo pallone, servito Scano, è ottimo il rientro da parte di un difensore del quarto e alla fine arriva il gol da parte proprio di Renzo Serra che accorcia le distanze. 5-2, che secondo tempo! Nove minuti e 51 secondi al termine di questo match, ma la partita è lunga, ce lo stanno facendo ben capire i protagonisti in campo. Tanti gol arrivati in questo secondo tempo. Qui ancora attacca il quarto con Cau che se la sposta,
poi torna dalle parti di Asker, finta su Scano che fa strike, l'ultimo tocco è di un giocatore del quarto, allora può provarci l'Elmas, ancora Scano al limite, rientra sul destro, poi mette giù Cau, non viene segnalato il fallo, allora la palla è per Simone Coni che gioca su Pisu. Cau, si muove Pisu sulla verticale, visto troppo tardi da Andrea Cau, che comunque guadagna questa rimessa laterale. Asker scambia con Cau che può provare la botta e trova la deviazione di Salvo, anzi è stata proprio la base del palo a negare il 6-2 a Cau. Allora rimette in gioco questo pallone di Salvo, qui Renzo Serra finisce a terra, non c'è fallo secondo Migliaccio e allora la rimessa laterale sarà proprio a favore dell'Elmas quando rientra in campo anche a Rice per gli ospiti. Uscito dal campo il capitano Francesco Scano. Siddi colpisce in pieno a Rice, allora può salire il quarto con la pressione. Rice deve alleggerire e manda dalle parti di Cara che gioca corto su Cau. Torna in campo Serginho al posto di Asker. Coni raddoppiato, torna da Serginho che prova una buona idea dalle parti di Pisu che però stava venendo incontro. La palla termina in fallo laterale. Coni è terminato a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro. Possesso Elmas che gioca all'indietro con Cianchi su Arrais. Murgia, Arrais cercato Serra in verticale, palla molto ambiziosa, troppo profonda. Cara controlla e fa uscire questo pallone servendo poi Serginho. Qui rischia tantissimo Serra davanti alla porta, sciupa l'occasione del 5-3. Errore in impostazione qui del quarto che per poco non subisce il secondo gol consecutivo. Coni verticalizza per Serginho che ha spazio. Buona la chiusura qui di Renzo Serra in fallo laterale. Serginho trova Pisu dalla parte opposta. Serginho, palla sul mancino, torna da Anselmo Sanna. Serginho, mancino, prova a mettere un cross, mette fuori Renzo Serra. Sanna, Serginho, poco spazio, torna da Sanna. Coni, deve puntare Murgia, Coni se la sposta sul destro. Coni con un colpo di suolo ha messo giù. Non c'è fallo, allora si gioca. Di Salvo mette subito in gioco questo pallone per Arrais, appoggia su Murgia, prova a restituire palla a Murgia. Coni recupera palla, numero di Coni che poi cicca la conclusione al volo. Di Salvo si appropria di questo pallone in uscita. Serra suolo attacco, Serginho recupera. Pisu può puntare Murgia, Pisu decide saggiamente di tornare all'indietro. Allora Serginho serve Sanna. Pisu provato il controllo, la buona chiusura da parte della difesa dell'Elmas. Intanto arrivano anche dei cambi da ambo le parti. Entra Casponi nel quarto, entrato invece, tornato in campo Francesco Scanu nell'Elmas. Qui Serginho va via proprio a Scanu, mette un cross in mezzo Serginho, trova la deviazione da parte di Cianchi e trova anche il calcio d'angolo quando mancano 7 minuti e 4 secondi effettivi al termine del match. 5-2 il punteggio. Casponi al volo, c'è una deviazione, c'è anche la deviazione decisiva da parte di Roberto Di Salvo che mette in calcio d'angolo. Buona occasione qui per il neoentrato. Sanna cerca proprio Casponi in area di rigore, recupera palla l'Elmas che prova a gestire. Murgia, pressione alta del quarto. Murgia costretto ad alzare il pallone, a cercare Cianchi che però non può arrivare proprio su questo pallone. Allora
il possesso è tra i giocatori del quarto. Qui la verticale a cercare Serginho. Cenno di consenso qui da parte del giocatore del quarto. Qui la chiusura da parte di Sanna in fallo laterale ad anticipare Arraiz. Scano batte questa fallo laterale dalle parti di Murgia. Arraiz, davvero pochi spazi, molto bene in fase di non possesso il quarto. Qui però Murgia prova a sfuggire via la marcatura in bello stile. Servito Cianchi che se la sposta sul sinistro, si allunga troppo il pallone. Cara fa suo questo pallone e lo mette subito in gioco dalle parti di Sau. Qui rischia tantissimo Sanna, che poi perde questo pallone. Arriva la conclusione di Scano. Stava per diventare un assist per Cianchi. L'ultimo tocco è di un difensore del quarto calcio a 5. Arrivano anche le indicazioni da parte di Mister Diana. Cianchi torna da Arraiz. Arretrato per Di Salvo. Qui intanto storie trese tra Casponi e il capitano Francesco Scano, che viene espulso. Cartellino estratto dall'arbitro Migliaccio. Duello verbale a distanza dalla palla, sanzionato con il cartellino rosso per Francesco Scano. Lascia momentaneamente in 4 uomini i suoi, il proprio capitano. Tanto vedremo da dove si riprenderà il gioco. Gioco interrotto a palla lontana. La palla ce l'ha Roberto Di Salvo tra le braccia. Si riprenderà dunque con Anselmo Sanna, che rimetterà in gioco questo pallone per il quarto. Ne mancano 6 minuti e 4 secondi il termine del match. 5-2 il punteggio. Ricordiamo le reti di Coni, Manunza, Sau, Marco Serra, doppietta di Alessandro Costa e poi Renzo Serra ad accorciare le distanze per l'Elmas, il gol del 2-5. Ora vedremo come gestirà in 4 contro 5 l'Elmas, con il quarto che sicuramente assedierà la metà campo avversaria. Gira palla intanto Sanna, Serginho, Pisu, anzi pardon Sau, Costa, giro palla ora del quarto, cerca gli spazi giusti. Serginho trova una deviazione di Cianchi in fallo laterale. Serginho, corto per Sanna. Costa scambia ancora con Anselmo Sanna. Si torna da Serginho, c'è Sau in area di rigore. Sau torna da Serginho. Costa, ancora Sanna, cerca il giusto pertugio in area di rigore il quarto. Sanna si avvicina e poi sotto porta Sau non riesce a concludere, alla fine allontana la minaccia Murgia in fallo laterale. Prevedibile dunque il possesso palla offensivo del quarto, che ora gestisce il triplo vantaggio. Serginho scarica su Sanna. Costa in area di rigore. Ancora Sanna, Serginho, Sau, continua il giro palla nella zona di 3 quarti. Qui la deviazione velenosa di Murgia, alla fine, anzi pardon, di Serra. Alla fine l'Elmas in qualche modo allontana solo per un attimo, perché c'è già Sanna in possesso palla. Serginho, ancora Sanna, Costa, Sanna conclude col mancino, la palla di poco al lato dell'incrocio, e qui rischia sulla pressione del quarto Costa a cercare la tripletta, gliela nega Di Salvarola. L'Elmas può ripartire con Cianchi, prova ad andare da solo, guadagna probabilmente il massimo, ovvero una rimessa laterale
anzi un calcio d'angolo. Non si propone quasi nessuno ovviamente per l'Elmas, che deve ritornare dalle parti di Murgia, che rischia sulla pressione di Costa. Sau sulla fascia a sinistra, intanto arriva un fischio dell'arbitro. Chiamati a colloquio Sau e Marco Serra. Rimessa laterale dunque per l'Elmas a 4 minuti effettivi dal termine di questo match. Alla spazzata via qui da Di Salvo direttamente dalle parti di Cara. Sau. Sanna rischia sulla pressione di Marco Serra, poi Rice non sfrutta l'occasione, intanto si è ristabilita la parità numerica. Sanna può andare a grande velocità, trova Casponi e trova anche il gol del 6-2, il quarto probabilmente la chiude. Primo gol in campionato anche per Davide Casponi, classe 2004. Imbucata proprio alle spalle della difesa dell'Elmas. Intanto chiamato il time out, ci prendiamo qualche attimo anche noi, linea alla regia. Pronto a riprendere il gioco dunque qui al Paladante, il punteggio di 6-2 per i padroni di casa. Appena arrivato il gol di Casponi. Qui prova a manovrare l'Elmas. Ci sarebbe ancora tempo per tentare una quasi insperata rimonta per gli uomini di Mario Mura. Cianchi verticalizza su Arraiz, fascia a destra, torna invece dalle parti di Marco Serra. Cianchi torna da Serra. Arraiz. Cianchi può puntare Casponi. Cianchi se la sposta sul destro, va dalle parti di Arraiz. Cianchi. Arraiz. Chiama la verticale Arraiz, non si muove Cianchi, però la palla sfila lungolinea. Sarà rimessa laterale per il quarto, fidata proprio all'autore del gol del 6-2 Casponi. Qui Cara cerca la verticale su Serginho, la chiusura è di Marco Serra in fallo laterale. Allora Serginho gioca questo pallone su Ascher. Ancora Serginho, prova la conclusione, si distende Roberto Di Salvo e controlla questo pallone. Arraiz. Cianchi. Murgia, ancora Cianchi. Prova per via centrale all'Elmas con Murgia che se la sposta sul mancino e serve Cianchi, che prova a imbucare. Si erano mossi bene Marco Serra e Arraiz. Palla termina tra le braccia di Cara. Serginho verticale a cercare Ascher, la buona chiusura di Cianchi. Allora l'Elmas ci può provare. Murgia se la sposta sul mancino. Murgia, poi è mancata cattiveria sotto porta. Ringrazia Cara che blocca questo pallone e il quarto può provare una nuova manovra offensiva. Tanta stanchezza anche in casa Elmas, oltre allo svantaggio. Ascher. Sanna. Sau. Ancora Ascher. Scambia con il numero 45 maglia blu. Serginho cerca Sau che scambia
proprio con il suo capitano. Qui Sau elude la pressione, serve con un tocco troppo lungo Serginho. 1 minuto e 23 secondi effettivi al termine del match. Rientra in campo anche Coni. Qui intanto Cianchi prova al destro e trova la bella parata del neoentrato Andrea Dentoni, classe 2005, portiere del Quartu, che mette in calcio d'angolo. La battuta di questo corner Cianchi al volo a Rice, colpisce male e dunque sarà rimessa dal fondo per il Quartu, che può gestire questo quadruplo vantaggio. Intanto arriva una segnalazione da parte dell'arbitro. Chiamati 5 secondi, allora dunque ci sarà questa opportunità per l'Elmas. Sul punto di battuta a Rice e Cianchi. Sistema la barriera composta da 3 uomini per Dentoni. Cianchi pronto a muovere palla, a Rice di punta, trova la nuca di Andrea Cau e poi Dentoni la blocca. Viene chiamata un'altra irregolarità qui da parte dell'arbitro Migliaccio. La punizione sarà ancora per l'Elmas. Muove palla ora Cianchi. Serie di finte, Cianchi, mancino in porta. Dentoni la mette in calcio d'angolo per non rischiare nulla. Rice scambia con Cianchi, che però prova a sorprendere Dentoni, trova solo l'esterno della rete. Sanna. Cau. Cerca compagni, fermato da Siddi, che può andare. Siddi prova la conclusione, Dentoni la blocca con la gamba, evita di concedere il terzo gol all'Elmas. Poi scambiano Sanna e Asker. Qui il tocco di tacco provato da Cau. Scambiano un 5-2. Cianchi prova a puntare Pisu, ancora Cianchi, torna da Siddi a Rice, 23 secondi. Palla per Serra, che prova una conclusione col mancino, si distende Dentoni. 13 secondi al termine. Cau per Asker, vie centrali, allontana numero 33 Siddi. Rimessa laterale per il Quartu a 9 secondi. Vittoria di importanza incredibile per gli uomini di Massimo Diana, che volano a quota 10 punti. E gestisce questo pallone Asker e la sirena dice che può bastar così. Quartu batte Elmas 6-2 e vola al primo posto in classifica, in coabitazione con la Spes Poggiofidoni, quota 10 punti. Ottimo avvio di stagione per la squadra di Massimo Diana, ricordiamo neopromossa. Dunque il saluto tra le due squadre, tanti applausi, gran partita, controllata sin dai primi minuti per la squadra di Diana. E noi amici di Directa Sport vi ringraziamo per essere stati con noi in questa bella serata di futsal. Un ringraziamento va ad Andrea Farris per le immagini. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata.